Sospettabili trevigiani attirati in un appartamento con annunci hard sul web, ma una volta in casa venivano aggrediti con pitbull, rapinati da una banda dell'est Europa e scattava anche il ricatto. Novità in arrivo sul fronte sicurezza a Treviso. Presto degli occhi elettronici potrebbero sorvegliare dall'alto tutta la città su ordine del nuovo comandante della polizia locale che verrà nominato a breve. Intanto continuano le razzie non solo in casa ma anche nei negozi della Marca. A Trevignano presi di mira 3 saloni di parrucchiere e spesso i danni superano l'entità dei furti. Fondazione Cassamarca torna all'attacco, il grande accusatore dell'ormai ex presidente Dino De Poli. Per l'avvocato Massimo Malvestio non ci sono dubbi sul futuro di Caspineda. Burocrazia e costi elevatissimi per ottenere l'abilitazione alla guida, sempre meno camionisti in attività nella Marca. Confartigianato pensa a incentivi e premi per evitare l'azzeramento. A Valdobbiadene della rivoluzione della circolazione e la parziale chiusura di piazza Marconi hanno creato disagio e malumore tra i residenti. Nasce un comitato, al via una raccolta firme. Continua il nostro viaggio tra i presepi della Marca in un asilo di San Giuseppe a Paese, la natività realizzata dai genitori dei piccoli alunni. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con la cronaca di una trappola, una vera e propria trappola sexy in un appartamento di Treviso dove venivano attirati insospettabili clienti di una prostituta, ma invece dell'appuntamento a luci rosse i malcapitati subivano rapine ed estorsioni. L'operazione della squadra mobile. Rispondevano all'annuncio hard su un noto sito e prendevano appuntamento con un avvenente 25enne che offriva le sue grazie in un appartamento in via Terraglio a Treviso, ma in breve la loro vita si trasformava in un incubo fatto di rapine, minacce ed estorsioni. Quando i clienti entravano infatti nella casa a luci rosse, accolti dalla giovane rumena in lingerie, venivano puntualmente aggrediti da 2 complici, un 30enne kosovaro ed un 22enne albanese, che sequestravano il bancomat ai malcapitati e li costringevano a continui prelievi. Le minacce, in alcuni casi anche supportate dal timore che incuotevano con 2 cani pitbull, andavano dalla morte a quella di spifferare tutto alla moglie. 2 i casi accertati dalla polizia, ma sono assai di più quelli che gli agenti sospettano, invitando chi fosse finito nelle grinfie dei sexy ricattatori a farsi avanti senza paura. Ci attendiamo che coloro che siano stati vittime di questi casi di rapina ed estorsione si rivolgano agli investigatori della squadra mobile della Questura di Treviso con fiducia e verrà garantita loro la massima riservatezza. La ragazza e i 2 uomini sono stati arrestati. Il meccanismo che avevano architettato indica anche uno spostamento del mercato del sesso dalla strada agli appartamenti. Si tratta di situazioni che sono forse ancora più pericolose rispetto a quelle di un tempo, proprio perché spesso si tramutano in rapina e in una successiva estorsione che dà luogo spesso a un vero e proprio calvario delle vittime che, per timore che i fatti siano rivelati alla famiglia, sottostanno a delle richieste continue richieste di pagamento. Dalla cronaca al tema sicurezza, perché a Treviso sono in arrivo importanti novità già con il nuovo anno, a partire da occhi elettronici che potrebbero osservare dall'alto la città. Droni sulla città. Dopo il taser ai vigili, e questa è la novità in tema sicurezza e non solo, su cui sta lavorando il sindaco di Treviso. Stiamo ragionando su tutta una serie di tecnologie, tra i quali anche i droni, che sono uno di quei strumenti che oggi stanno prendendo piede su vari settori. Mi piace l'idea del drone perché è uno strumento che può servire vari settori del nostro comune, come per esempio l'edilizia per andare a verificare eventuali abusi, oppure anche l'ambiente per scovare gli ecofughi. Quindi sicuramente uno strumento importante per la nostra politica locale. Faremo le valutazioni insieme al nuovo comandante che arriverà. Già, perché oggi sul sito del comune è uscita la graduatoria di chi aspira a prendere il posto del comandante Tondato in pensione a fine anno. Tra loro i punteggi maggiori sono andati all'attuale comandante dei Vigili di Moncalieri, all'ex comandante della Municipale di Bari, al dirigente della Municipale di Imperia, a quello di San Michele al Tagliamento e a quello di Arzignano e dell'Alto Vicentino. Segno che Treviso è una città davvero molto ambita in tutta Italia.
Sul possibile vincitore però dal sindaco totale riservatezza. Ci sono state sono pervenuti dei curriculum, alcuni molto interessanti, di questo sono anche contento. Adesso la commissione farà le sue valutazioni e poi mi presenterà una prima analisi dei curriculum arrivati e poi valuteremo. Infine il caso Accattone, denunciato in base alla legge Salvini quando però non era ancora applicabile. Per il sindaco molto rumore per nulla sulle possibili controdenunce. Come sempre la burocrazia in Italia riesce a complicare le cose, tutto era molto più semplice. Comunque l'importante è che si sia usciti in modo dignitoso da questa faccenda che rischiava di vedere i nostri agenti di polizia locale vittime di un sistema cervellotico. Invece il messaggio corretto che è passato è che qui a Treviso anche chi fa e svolge accattonaggio non è consentito e non può farlo. Questo è il sindaco allora sul caso del mendicante denunciato in base alla legge Salvini prima che fosse applicabile, e sulla possibile controdenuncia ai vigili dal comando di via Castello d'Amore rispondono così. Non temete una denuncia da parte della persona oggetto del controllo e anche del sequestro del denaro? No, assolutamente no, non vedo gli estremi per una possibile denuncia, tanto che la somma è stata anche restituita, quindi assolutamente no. Caso chiuso, anzi mai nato secondo il comando di via Castello d'Amore, perché al di là dell'applicazione di una legge non ancora in vigore, c'è comunque a Treviso un'ordinanza chiara di divieto di questua a molesta. Quindi gli agenti hanno comunque agito nell'ambito delle regole. La restituzione del denaro all'Accattone cancella ogni possibile contestazione sull'errata applicazione della legge, che peraltro, secondo gli addetti ai lavori, per questo aspetto creerà più confusione che utilità. La norma, per così come è scritta, è soggetta a numerose interpretazioni. Lascia moltissimi spazi aperti e moltissimi angoli bui che vanno rischiarati. Solo la magistratura e i tribunali in fase applicativa potranno dirci come e dove indirizzare la nostra attenzione. Ovvero bisognerà che i primi casi giungano a sentenza definitiva, quindi si prospettano tempi tutt'altro che brevi. E forse era meglio che, più che pensare ad un testo tutto nuovo, applicare quella che è un'ordinanza presente in quasi tutti i maggiori comuni veneti e che colpisce non tanto con la sanzione, ma sui sequestri. Una piccola sanzione di 50 euro, ma il vero danno che noi arrechiamo, tra virgolette, all'Accattone è il sequestro per la confisca delle somme. Intanto proprio la polizia locale mette a segno un sequestro nell'ambito del commercio abusivo proprio in centro. Bracciali, collane, orecchini, oltre 350 articoli di bigiotteria sono stati sequestrati dalla polizia locale di Treviso a due donne senegalesi che cercavano di vendere la merce ai visitatori del mercato cittadino. Le donne sono state bloccate in piazzale Burchiellati da due agenti in borghese impegnati in un servizio di controllo finalizzato a contrastare il commercio abusivo e l'accattonaggio molesto. Le successive verifiche hanno accertato che le due senegalesi, 30 anni e residenti in Toscana, non avevano alcuna autorizzazione al commercio itinerante. Entrambe sono state multate con una sanzione da 5.000 euro. La merce è stata sequestrata. Intanto sul fronte sicurezza continuano le razzie nelle scuole nelle ultime ore e poi nei negozi come a Trevignano, dove sono stati presi di mira 3 saloni di parrucchiere e in alcuni casi i danni sono super l'entità del furto. Raid della notte a Musano di Trevignano. Una banda ha agito indisturbata entrando in 2 negozi di parrucchiere ed un barbiere. Non cercavano lacche o shampoo, ma contanti e attrezzatura per saloni di estetica. A segnalare la situazione di emergenza sul web gli stessi titolari che proprio dalla rete sono venuti a conoscenza della comune disgrazia. Laura Martignago, titolare del negozio di parrucchiera di via Antonio Canova, racconta amareggiata quanto le è accaduto. Avevano iniziato a provare a saccheggiare la porta principale. Però non ce l'hanno fatta, allora sono passati all'altra. Quindi sono passati nell'altra, che sarebbe l'antipanico, e sono entrati, hanno aperto solo il cassetto, prendendo 130 euro per l'esattezza rimaste lì della giornata precedente. Un raid che ha voluto proprio colpire il vostro settore? Sì, perché dopo di me sono andati dalla mia collega qua più avanti e anche dal barbiere, quindi una cosa, i carabinieri dicono una cosa settoriale proprio, non so, ho paura, tanta.
A poche centinaia di metri, stessa sorte è accaduta ad Ambra Colusso, in via Villette. Sono entrati dalla porta davanti, mi hanno rotto il cilindretto, si sono aperti la cassa, si sono presi un centinaio di euro che avevamo lasciato, qualche prodotto che c'era sopra la cassa e sono usciti dalla porta dietro. Ho avuto più danni che altro, ho dovuto sostituire tutte le serrature. Oltre ai furti di Musano, nello stesso lasso di tempo è stata svaligiata anche una casa di Trevignano. La paura è in crescita visto che non passa giorno in cui nel comune non ci sia un furto. Purtroppo a Musano siamo vittime di parecchi furti, adesso viviamo sempre con la paura. E poi capita alle forze dell'ordine di imbattersi in un furgone con all'interno un numero notevole di batterie per ripetitori per la telefonia rubate. La segnalazione arrivata ai carabinieri era quella di un furgone sospetto parcheggiato davanti alla stazione radiobase di Vodafone e Wind in via Brigata Marche a Istrana. Dentro un uomo che armeggiava con varie attrezzature. All'arrivo dei militari il furgone si è allontanato. I carabinieri l'hanno pedinato e poi fermato a Vedelago. Dentro c'erano ben 80 batterie asportate poco prima dalla stazione radio per un valore di circa 12.000 euro. L'uomo che era alla guida del furgone, 53 anni, di Napoli, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Ora sono in corso indagini per accertare chi siano i complici. Le batterie sono infatti molto pesanti ed i carabinieri ritengono praticamente impossibile che il furto sia stato messo a segno da una sola persona. E adesso le immagini, dovremmo vedere le immagini di un incidente stradale avvenuto poco fa a Castello di Godego, un grave incidente stradale sulla strada provinciale 139, 2 le autovetture coinvolte, persone ferite e incastrate ma coscienti e fortunatamente già estratte, inviate in ospedale con il 118. Queste le foto dei vigili del fuoco di Castelfranco, intervenuti insieme alle forze dell'ordine e al SUEM 118, davvero poco fa questo incidente stradale. Dalla cronaca adesso parliamo di economia e parliamo della notizia shock delle ultime ore con torniamo a Treviso, il McDonald's storico di Ponte San Martino, proprio in pieno centro città, che il 31 dicembre abbasserà definitivamente le serrande. La comunicazione è arrivata alla CGIL trevigiana contestualmente al licenziamento dei 14 lavoratori della sede cittadina della nota catena multinazionale. Un fulmine a ciel sereno per la città e non solo, considerando che il punto vendita è frequentato soprattutto da giovani e studenti che utilizzano la vicina stazione del Corriere di via Lungosile Mattei. Una chiusura dopo quasi un decennio di attività nella sede che già fu per anni della famosa gelateria Sommariva. Dunque reazioni in queste ore che vi racconteremo nei telegiornali di domani per questa chiusura che a pochi giorni dal Natale porta al licenziamento di 14 dipendenti che lavoravano al McDonald's e che lavoreranno fino al 31 dicembre al McDonald's di Treviso. In città intanto sul fronte economico si continua a parlare del futuro di Fondazione Cassamarca a 2 giorni dall'uscita di scena dell'ex presidente Dino De Poli. Chi è da sempre il grande accusatore della gestione di Dino De Poli è l'avvocato Massimo Malvestio, che è tornato per alcuni giorni a Treviso e sul futuro dell'ente di Caspineda non ha davvero molti dubbi. Sentiamolo. Sarei felice di essere qui a dire ho sbagliato tutto, invece purtroppo è 15 anni che lo dico che sarebbe finita così. Ho cominciato a dire che il malato era malato, poi che si stava aggravando, quando era sull'orlo del precipizio ho detto siete sull'orlo del precipizio, adesso credo che lo hanno superato di slancio. Non c'è futuro per Fondazione, almeno per il grande accusatore del presidente Dino De Poli. La Fondazione ha 220 milioni di debiti, ha 100 milioni di titoli e ha degli immobili che fra l'altro non è pure chiaro talvolta se siano stati comprati per investimento o per perseguire delle finalità istituzionali, tanto è particolare la loro natura e quindi difficile la loro vendibilità. I teatri secondo me sono assolutamente invendibili, anche immobili, anche la Casa dei Carraresi, che pure è stata una buonissima operazione fatta ancora quando c'era la banca. Comunque è un immobile che non sarà facile vendere per grandi importi. Su alcuni immobili tipo l'Umanesimo Latino sono stati fatti delle spese che nessun privato ripagherà mai, quindi la vedo abbastanza complicata la cosa. Ciò che fa arrabbiare maggiormente l'avvocato è la gestione di un patrimonio plurisecolare tutto trevigiano. La Fondazione aveva 1 miliardo di euro 20 anni fa, che sono il frutto
di soldi che sono stati raccolti nel 1498 dal vescovo Niccolò Franco. Quei soldi sono sempre stati reinvestiti nell'interesse dei trevigiani. Con quei soldi la legge voleva che gli interessi, i frutti, i dividendi, gli affitti servissero per svolgere attività di promozione del territorio. Il patrimonio però si doveva tenere. Adesso ci troviamo che il patrimonio non c'è più. E se questo è il passato e il presente, per uno dei profondi conoscitori della storia di fondazione e in genere del sistema bancario trevigiano, il futuro per Caspineda non esiste, nonostante la buona volontà del nuovo presidente in pectore. Più che un nuovo presidente, un liquidatore. Ma io mi auguro che il professor Garofalo possa essere il presidente e possa tornare a fare almeno un po' quel che si faceva prima. Il problema è che non dipende da lui, il problema è che i debiti sono lì e sono certi. Quanto valgono gli immobili da vendere è tutto da vedere, e di sicuro comunque 1 miliardo di euro quello non tornerà mai più, perché sono state fatte delle operazioni così contrarie alla legge, che il risultato è stato quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Dalle due parole dell'avvocato Massimo Malvestio, la situazione paradossale che vive Confartigianato, Marca Trevigiana, il settore dell'autotrasporto, sempre meno camionisti, allora si cercano premi e incentivi per i futuri camionisti. Tutti i camion che c'erano a casa di scorta, quelli sono rimasti fermi, non abbiamo trovato autisti che possano mettersi al lavoro in questo periodo. Cercasi camionisti, sono almeno 300 gli autisti di mezzi pesanti che mancano nella Marca per far fronte all'impennata di ordini coincidente con il periodo natalizio, ma anche nel resto dell'anno non va meglio. Le imprese dell'autotrasporto sarebbero pronte ad assumere subito, ma autisti professionisti non se ne trovano, e se un tempo spesso la patente per guidare i camion si prendeva facendo il servizio militare, ora i costi ed il tempo necessari disincentivano i giovani. Se un ragazzetto di 18 anni volesse partire dall'inizio e farsi tutte le patenti, deve fare di teoria 630 ore. Teniamo presente che per esempio negli Stati Uniti con 300 ore diventi pilota di jet, dopo tutto il resto di scuola di guida eccetera eccetera eccetera, con un aggravio di 7, 8, 10 mila euro. Di qui l'incentivo di 1.000 euro messo a disposizione dalla Confartigianato da destinare alla formazione di autisti neopatentati eventualmente assunti, ma anche un appello alla politica per incentivare la formazione di chi è rimasto senza lavoro. Anche quei disoccupati di lungo corso che devono fare riabilitazione, che devono fare corsi di aggiornamento eccetera, perché anziché fargli fare il corso di computer non fargli fare la patente del camion. Gli stipendi non sono proprio da buttare via, 2.000-2.500 euro al mese, specialmente per un giovane al primo impiego, non sono per niente da buttare via. Parleremo di circolazione e proteste a Valdobbiadene subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare di circolazione e viabilità a Valdobbiadene e la nascita di un comitato. Ridateci la nostra piazza, è questo il grido del comitato spontaneo di cittadini nato per portare davanti all'amministrazione comunale una serie di proposte. Il problema è sorto con la rivoluzione della circolazione e la parziale chiusura di piazza Marconi, che ha creato non pochi disagi ai residenti. Un sito questo storico, ci raccontano, ricostruito dopo la fine della Grande Guerra e diventato poi il salotto di Valdobbiadene. Ora la piazza, dicono, è diventata un disagevole e contorto snodo di circolazione stradale che sembra il percorso di una gincana, con ben 6 segnali di stop sul quale impatta negativamente anche la problematica causata dalle vetture in uscita dai parcheggi. C'è un malessere diffuso nel paese perché i lavori che si stanno svolgendo non corrispondono alle aspettative, non sono consoni con quella che era la bellezza della piazza di Valdobbiadene. Così il comitato ha iniziato una raccolta firme da consegnare quanto prima all'amministrazione comunale. Secondo noi la piazza di Valdobbiadene aveva bisogno di un progetto urbanistico importante che tenesse conto dello scenario che la circonda
Tra le proposte quella di spostare l'attuale area viabile dal fronte ovest a quello est davanti al municipio, rivedere la politica dei parcheggi e razionalizzare quelli già esistenti. Non solo, ma il comitato chiede anche di far rispettare i parcheggi a disco orario o inserire nei luoghi più critici parcheggi a pagamento, onde evitare che vi siano utenti che lasciano la macchina per tutta la giornata. Ed infine rendere maggiormente agevole il raggiungimento della piazza sia dai mezzi, troppi sensi unici, sia ai pedoni, visto che le strisce pedonali sono scarse. La raccolta firme è già partita. Il nostro viaggio tra i presepi della Marca, andiamo a Paese, in una scuola dell'infanzia San Giuseppe. Allora, noi siamo i Papà Presepe, è un'iniziativa nata più di 10 anni fa per costruire un asilo all'interno di questo asilo parrocchiale. È costruito con materiali poveri come il legno, in parte donati o di recupero. È pensato a misura e altezza dei bambini perché possono entrarci e apprendere che cos'è il significato della natività. Ma i significati che stanno alla base di questo progetto sono per noi molto più alti e preziosi. Innanzitutto il concetto della donazione. I papà mettono a disposizione del tempo, circa 2 mesi, per la costruzione e il mantenimento di queste strutture. Molti, nonostante non abbiano più neanche i figli in questo asilo perché sono cresciuti, hanno continuato a partecipare all'attività e a questo progetto. Forte per noi è il concetto della natività e quest'anno abbiamo voluto rappresentarlo anche con una coppia di conigli, con il loro cucciolo, una gallina con dei pulcini, proprio per questo motivo. Il presepe è la rappresentazione, se vogliamo, del prendersi cura dei propri figli ma anche degli altri. Desideravo ringraziare questo gruppo Papà Presepio perché diventano esemplari per tanti altri genitori. Desidero anche ringraziare Antenna 3 per il servizio che fa e anche per augurare a tutte le famiglie un sereno e santo Natale. I riferimenti per inviarci le vostre segnalazioni dei presepi li vedete fra poco in sovraimpressione, redazione @antenna3.it, 0422 023 0898 oppure 351 175 5340. Fra pochissimo, a 20:10, serata da non perdere con Matteo Zoppas, il presidente di Confindustria Veneto, per parlare del rapporto con il governo e il futuro dell'economia del Veneto. Poi alle 21:15 torna a gran voce la Zanzega, quindi con Daniele Marcassa e Ivo Gallo. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sarà asciutto sul nostro paese, ma con frequenti riduzioni della visibilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata molto grigia. Al mattino infatti non mancheranno locali foschie o nebbie sulle pianure centro-occidentali. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto invece sui restanti settori, ma sempre senza piogge. Temperature minime tra 3 e 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 9 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Più sole al mattino, sulle aree costiere cielo maggiormente coperto ovunque a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto anche sulla nostra regione. Al mattino non mancherà il sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Qualche nube in più a partire dal pomeriggio, quando il cielo tenderà a coprirsi, ma senza precipitazioni. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 10 e 12 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci!
Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.